Abruzzo, perché mio fratello organizza le gare dei campionati italiani dei dipendenti delle autostrade, ogni anno lo seguono da scrivere, ma mi diverto anche. Eravamo nella piazza principale della città e siamo seduti, io, lui e un altro pedalatore, aspettavamo di bere un prosecco, qualcosa, un aperitivo, ovviamente un prosecco perché eravamo in Abruzzo. Arriva il gestore locale, era un bel locale qualificato, era forse appena che stato rifatto, aspetta elegantemente, ci dice volete 3 aperitivi e cosa avete? Vi porto 3 prosecchi, ci dice lui, va in Abruzzo, ce la porto, l'assaggio non era prosecco. Gli faccio ma questo non è prosecco, no, sai, passerina spumantizzata, la facciamo dopo, se lo diceva, la conosco la passerina spumantizzata, solo non ci ha offerto il vino del posto, ci ha dato il prosecco al posto di quello che pensavamo di bere. Ma non aveva neanche loro voglia di dire no, però di casa sua che buono, stavo facendo meglio di tanti altri. E cos'è la passerina? Un vino, è una specie di vermentino leggero, bianco, periodo che si beve fuori dai pasti o mangiando il pesce. Assieme al pecorino che fanno là, che è buono, il pecorino invece è leggermente piccante, come fosse frizzante perché tende a ribollire. E quindi questo è sincero non deve essere questo, deve essere lanciare, deve lanciare la propria terra e i propri prodotti che dovranno avere però i produttori e gli operatori di quest'area, non i produttori che sono lontani, sono qua presenti. Marco, aggiungi. Vorrei aggiungere ancora una cosa, un esempio che mi ha portato un murettista ed è un ragazzo che ha una bellissima struttura ricettiva qui con noi. A proposito, abbiamo anche 2 strutture ricettive rurali, quindi agriturismo in rete. Lui dice, durante uno dei nostri incontri, una delle nostre assemblee, guardate, si parlava un po' di prezzi, dobbiamo essere competitivi, dobbiamo saper accontentare un po' chi poi ci dà la fiducia. Sì, lui dice, è vero, io nella mia struttura le colazioni le facevo con il succo di frutta che compravo all'Idel. Tutti non si lamentavano, le cose andavano bene, però conoscendo voi ho conosciuto questa azienda che produce succo qui alla Tisana che mi costa esattamente il doppio. L'ho messo in concorrenza con quello del Lidl, ottengo cosa che il turista o chi si soggiorna da lui, nel suo caso forse più magari dei rappresentanti che girano, che per lavoro, eccetera, ottengo che ne bevono anziché un bicchiere 2 e poi me lo chiedono anche per portarlo a casa. Quindi, anche se questo prodotto mi costa sensibilmente in più, io ho un risultato incredibile, ne vendo il doppio. Ecco, questo era solo per portare un esempio di un murettista che mi ha pregato, di portare proprio questo esempio, perché a volte siamo talmente condizionati dal prezzo che tendiamo un po' a sottovalutare gli aspetti qualitativi dei prodotti. Invece io quello che vi prego di fare è quello veramente di concentrarvi, sì, ovviamente sul prezzo, perché guai se non fosse così, le economie delle nostre aziende sarebbero sicuramente in deficit, però la qualità è una cosa che secondo me non va assolutamente sottovalutata, anzi va incrementata e ricercata continuamente.